Con Pierluigi Carta della Matica che è arrivata al secondo trofeo. Abbiamo appena finito le premiazioni, convivio davvero incredibile perché abbiamo visto grandi amicizia e stima dopo 1 o 2 giorni, peraltro faticosa. Ne parlavamo poc'anzi con il rappresentante della Tubertini e anche con il vincitore, l'equipaggio vincitore del secondo trofeo. È importante coltivare le passioni, Pierluigi. Sì, diciamo che stiamo cercando di riportare una passione vecchia appunto del Golfo dell'Asinara, che era quella della pesca al tonno. Già la seconda edizione che cerchiamo di portare avanti questo progetto, piano piano stiamo crescendo come numero di equipaggi, quindi siamo soddisfatti, diciamo che il nostro progetto sta pian piano prendendo forma. È un impegno dal punto di vista economico, però è un impegno anche dal punto di vista morale per dare risposte a quello che è anche il territorio. Consideriamo e ribadiamo che questa era una gara prevista per il mese di maggio, quindi a cavallo di questa stagione, perché è chiaro che adesso arrivare in Sardegna è facile, però ne parlavamo anche con il rappresentante Tubertini, perché non provare ad organizzare un qualcosa di più ampio per richiamare equipaggi da fuori, per richiamare gli appassionati della pesca al tonno, che peraltro si fa rigorosamente con le canne, quindi un qualcosa di vera lotta tra l'uomo e il pesce. Beh sì, il nostro obiettivo è quello di far diventare il campo gara al Golfo dell'Asinara come un big game nazionale. Non è facile perché da quel punto di vista c'è bisogno proprio a livello monetario un gran sforzo. Noi siamo fortunati perché abbiamo degli sponsor che comunque ci danno la possibilità di organizzare questa manifestazione, quindi diciamo avremo bisogno di qualche aiuto in più, però noi continuiamo a portare avanti il nostro progetto che è piccolo ma funziona, quindi per noi va bene anche così. Pierluigi, il vostro motto come Matica è muoviamo il vostro mondo. Certo che se riusciamo a muoverlo anche per quanto riguarda il mondo della pesca, delle imbarcazioni e di quella passione per la pesca sportiva, davvero avremo raggiunto il top. Beh sì, il motto di noi di Matica è quello di muovere completamente qualsiasi cosa, che sia di terra, mare o aria, noi muoviamo tutto. Sì, ripeto, cerchiamo di fare il possibile perché questo evento prenda piede e diventi proprio una tappa importante a livello nazionale. Logicamente siamo spalleggiati da Matica in primis, ma poi abbiamo tanti altri sponsor che ci danno una grossa mano. Quindi cito un po', cerco di ricordarmeli un po' tutti, ma parliamo di Tepor, lo stesso un'azienda che ci ha dato una grossa mano, parliamo di tante piccole imprese di Sassari come Fruttolo, EMA, Sesa, GS Salaris, Autotrasporti Zirattu. Ce n'è tanti, però noi abbiamo il piacere di sottolineare questa voglia di andare avanti e di trovare sempre il meglio per quelle che sono alla base le passioni, che però possono rivelarsi come quella di stasera un grande momento di festa. Grazie Pierluigi. Grazie.